proposta mira a mettere insieme l'aspetto della produzione con quello della tutela e della salvaguardia dell'ambiente. È una proposta equilibrata che, come dicevo, cerca di tenere insieme due principi fondamentali, quello del lavoro e della tutela della salute dei cittadini, in un territorio che deve fare della qualità della vita e della sostenibilità sicuramente un brand per esaltare le produzioni di eccellenza che ci sono nelle splendide colline del Prosecco. È una sfida vera anche per adeguare i modelli di produzione alle sfide del mercato, quindi da una parte si cercano di tutelare i cittadini, ma dall'altro si va verso una sempre maggior qualità delle produzioni in modo da sfidare il mercato e vendere non soltanto il prodotto vino, il prodotto Prosecco, ma anche il territorio stesso. Questo territorio ha potenzialità straordinarie, insomma la candidatura a patrimonio mondiale dell'umanità è il DNA esattamente di questo territorio, che va gestito, come dicevo, con questo grandissimo equilibrio. Da una parte c'è una produzione di eccellenza ormai famosa in tutto il mondo, che ha un grande livello di produzione ma anche un grande livello di qualità. Oggi però la frontiera delle produzioni di qualità come quella del Prosecco è quella di collegare in maniera stretta la produzione stessa agricola con il territorio che l'ha creata e quindi il territorio delle colline del Prosecco. Ecco, questa è la sfida, vendere quindi il vino e il proprio territorio. E per fare questo bisogna avere un territorio che si dimostri all'altezza della situazione. Qui abbiamo tutte queste caratteristiche, la politica ha il compito di regolare senza opprimere da una parte le produzioni, ma regolando con un occhio di riguardo rispetto a questo collegamento forte fra la grande produzione di qualità agricola e il territorio splendido. Chi gestisce la partita è la giunta regionale, io sono un consigliere e quindi faccio parte dell'aula legislativa, però posso comunque raccontare come si sta muovendo e quali sono le criticità a mio avviso. All'interno delle varie colture agricole, quella della viticoltura è stata sicuramente la più incentivata, un maggior numero di fondi va proprio alla viticoltura, al vitivinicolo. Sono fondi che arrivano dall'Europa per la maggior parte, ma sono fondi comunque che arrivano dalle tasse di tutti i cittadini, perché sappiamo che l'Italia paga in maniera molto importante il suo contributo all'Unione Europea. L'iniziativa del Comune di Pieve di Soligo sicuramente è molto importante perché tra le prime va a mettere dei vincoli, va a mettere delle tutele che prima non esistevano. La Regione l'anno scorso ad agosto ha pubblicato delle linee guida, ha pubblicato tramite una delibera e poi pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Veneto anche un regolamento tipo, ma a mio avviso questo è insufficiente. Perché? Perché è un regolamento che viene consigliato, cioè non è obbligatorio per i comuni recepirlo, e a mio avviso era giunta l'ora di poter tranquillamente mettere determinate disposizioni tramite una legge in modo tale che queste disposizioni valessero per tutti i comuni dove insiste questo tipo di coltivazione.